Siamo con Massimo Berti, direttore generale di Cablog. Benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. Dottor Berti, ci racconti di cosa si occupa la sua azienda e come si sta preparando ad affrontare il futuro. Benissimo, allora Cablog è una società padronale, quindi sono 4 fratelli che hanno cominciato l'attività più di 40 anni fa, radicato nel territorio veneto perché la base è Noale, che è il paese di fatto da dove è cominciata tutta l'attività. Oramai siamo a circa 150 milioni di fatturato e facciamo sia attività di trasporto, che è stata, diciamo, l'attività iniziale, e poi progressivamente si è trasformata anche in attività di magazzino. Abbiamo più di mezzo milione di metri quadri di magazzini in tutta Italia ed è quindi una realtà padronale ma che si confronta con le grosse multinazionali che in Italia fanno logistica. Ovviamente la proiezione al futuro c'è ed è anche forte, perché essendo padronale c'è anche una seconda generazione che sta crescendo all'interno e che ovviamente sta cercando di portare avanti tutti quei passi necessari per far sì che l'azienda possa confrontarsi in futuro, direi anche nell'immediato, perché l'evoluzione del mercato è molto rapida, con le realtà ovviamente, come ho detto prima, internazionali e altre realtà padronali che in Italia fortunatamente ancora ci sono e hanno, devo dire, fra l'altro portano anche delle competenze che talvolta non si trovano nelle multinazionali. Ovviamente noi guardiamo adesso anche l'argomento che poi tratteremo più avanti, guardiamo molto all'innovazione, specialmente orientata sicuramente a quelle che sono le nostre attività specifiche, ma avendo poi molto personale diretto, perché abbiamo la flotta di camion che quindi è diretta, quindi abbiamo anche tutti i driver e quant'altro, stiamo cercando di portare anche in quell'ambiti tutto quello che la tecnologia oggi può offrire, sia in primis per la sicurezza e sicuramente in parallelo per poter dare un servizio sempre più competente, ma anche confrontandoci con i nostri clienti, che sono tutte multinazionali, che ci chiedono di avere ovviamente un livello di interazione che sia assolutamente allo stesso tipo di modalità di approccio, quindi ovviamente digitalizzazione, stiamo cominciando ad approcciare anche al concetto di applicazione dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda tutta la nostra programmazione per i trasporti, per la gestione dei magazzini, e poi in parallelo direi che per il futuro l'altro grande tema, diciamo collegato in realtà a un tema di base che è quello sicuramente sociale, quindi della sostenibilità, di una gestione anche sempre più che ti ritorna sempre più alla presenza dell'uomo e alla necessità di avere comunque uno spazio adeguato per il personale che oggi deve andare verso attività sempre più a valore aggiunto, mentre invece magari la tecnologia e le macchine possono aiutare per fare le parti più ricorrenti e meno qualitativamente elevate. Abbiamo poi tutto il tema della sostenibilità invece green, e quindi stiamo lavorando moltissimo perché il trasporto in Italia ma anche in tutto il mondo è sicuramente uno dei fattori di inquinamento, e quindi stiamo lavorando sulla nostra flotta, stiamo lavorando sui nostri magazzini per renderli il più possibile diciamo autosostenibili per energia, per quanto riguarda il risparmio degli aspetti diciamo ecologici come l'acqua, piuttosto che trattare i rifiuti, il tipo di imballaggi, cose del genere. Quindi è un percorso complesso che prende dentro un po' vari aspetti e che ovviamente è l'elemento che per il futuro diventa determinante, sia per rendere attrattiva l'azienda per i nostri clienti, sia per renderla compatibile con quella che è chiaramente l'environment. Sì. Io le auguro buon lavoro. Grazie. E a presto. Grazie, la ringrazio.